denk dat ze seizoenkaart moeten kopen. Perché l'esercito ha detto che non va bene, manda l'aeronautica. Se li sono comprati ora, quanto è? Li devono usare. Manda. Non lo permetteremo! Non sarà un cimitero!
Quadro Alto hanno delle falde affioranti dove i cittadini di Riano prendono l'acqua che serve al loro sostentamento, non hanno l'acquedotto comunale. Da un anno c'è un presidio a Quadro Alto, c'è un presidio dove gente dorme, sta H24 lì a presidiare. Oggi nessuna cosa è stata fatta per un piano per Roma, per partire con la raccolta differenziata, per evitare che ci siano altre discariche. È vergognoso che nel 2012 vengano fatte ancora altre discariche. In Europa si fa la raccolta differenziata da 30 anni, si divide addirittura il vetro per colore, qui buttiamo tutti in un sacchetto e viene gettato tutto a Malagrotta da 40 anni. Guardate la distanza dal Tevere, guardate! Dalle case! Dalle case! Dalle case! Siamo qui a supportare i sindaci della Valle del Tevere, del Parco di Veio! 17 sindaci! Non siamo pochi! I cari politici si accorgano che siamo migliaia di persone! Non siamo un paese solo, non è solo Riano! E non sarà un cimitero! Non lo permetteremo! Non sarà un cimitero! C'è tutto il territorio qui! Dillo che c'è una parte del territorio che sta ancora al presidio. C'è una parte del territorio che è al presidio e da 4 giorni! È in strada! È da giorno e notte che ci fate stare in un presidio, in mezzo a una delle vie principali della Roma Nord. Ci sono donne, bambini e anziani che non hanno assolutamente intenzione di farvi passare in un sito la cui indicazione è solamente la sola ed unica indicazione di istituzioni responsabili che dimostrano la loro incapacità di governare da un anno a questa parte. È un anno che c'è questo problema. Spiegateci come mai non avete spinto la raccolta differenziata porta a porta. Spiegateci come mai. Spiegateci come mai il Chian dell'Olmo presenta la stessa vincolistica di San Vittorino Corcolle e degli altri 7 siti non idonei, assolutamente non idonei, che voi avete indicato, e come mai questa scelta è ricaduta proprio su Pian dell'Olmo, quando è un anno che vi stiamo facendo vedere i dati tecnici per i quali il nostro sito non è idoneo e che fare una discarica a Pian dell'Olmo significherebbe ammazzare i cittadini di Riano, non rispettare la salute pubblica. A Riano non passerete, dovete passare sopra i nostri corpi. È stato bocciato! Sapete che l'organico dei rifiuti è la cosa più inquinante perché provoca il percolato. Questa cava, che è questa qui di Pian dell'Olmo e prima ancora quella di Quadro Alto, hanno delle falde affioranti dove i cittadini di Riano prendono l'acqua che serve al loro sostentamento, non hanno l'acquedotto comunale. Da un anno c'è un presidio a Quadro Alto, c'è un presidio dove gente dorme, sta H24 lì a presidiare. Il Tevere, eccolo, potete vedere da questo manifesto, il Tevere, vedete le distanze che ci sono, sotto ci passa una ferrovia a Pian dell'Olmo, quella dell'alta velocità, c'è la via Tiberina, c'è un'autostrada, guardate il Tevere a che distanza è dalla cava, un francobollo, una cava che è minuscola, che è fatta in una cava di tufo, inidonea, al tufo friabile, frammentato. Attraverso la falda acquifera arriverà sicuramente l'inquinamento a Roma. Rendetevi conto, romani, che bisogna fare qualcosa tutti quanti, bisogna spingere questi politici, perché non è una soluzione tecnica, a fare la raccolta differenziata spinta e a scegliere i siti idonei, se nel caso dove andranno solo rifiuti trattati.
archeologici vanno a sparare in questa cava, è un poligono in attività, ci hanno detto che non potevano utilizzare delle aree militari perché andavano bonificate, bene, va bonificata anche questa e non è idonea, assolutamente. Vedi dalla cava, è incredibile, questo posto è pieno di vincoli archeologici, paesaggistici. C'è una torre medievale sopra, c'è una torre medievale a 50 metri dalla cava e tutte queste abitazioni hanno il pozzo che prende acqua sulla falda acquifera di questa cava e non è proprio possibile farci una discarica in questo posto. E non provassero a minacciare funzionano, siamo un popolo civile fermo e determinato che non ha assolutamente intenzione di fare atti contrari alle normative legislative. Siamo civili, vi stiamo dando a voi una lezione di civiltà, lo capiscano la Polverini, lo capisca Zingaretti, lo capisca Alemanno, ci sono gli anziani e bambini con noi, ci sono le donne, quelle grandi donne, madri di famiglia che stanno difendendo con le unghie e con i denti la dignità dell'Italia. Si parlano d'esercito! È l'unica cosa che sapete fare, ci venite a parlare di esercito sui giornali, cosa farete? Passerete sui nostri corpi quando faremo resistenza passiva, non funzioneranno le minacce, non funzionerà l'esercito, non funzionerà la vostra arroganza, l'arroganza del potere che è da un anno che voi state esercitando su di noi, è un anno che vi chiediamo spiegazioni, è un anno che le amministrazioni locali vi chiedono dialogo, rapporti interlocutori che voi da sempre ci avete negato. Ricordatevi che il nostro è uno Stato di diritto, che viviamo in una Repubblica, che ci dovete delle spiegazioni, ce le dovete, è il vostro compito è risolvere i nostri problemi. Siamo Dove vanno i rifiuti tal quali? È una vergogna! Non ve li fate arrivare a fare la campagna elettorale, non vi fate suonare alle porte, questa gente non merita nulla da destra a sinistra passando per il centro, sono vergognosi, 40 anni di Malagrotta non si è partito con una vera differenziata spinta a Roma, questo ha permesso ancora una volta di indicare un commissario straordinario del quale uno si è dimesso, che era Pecoraro, abbiamo Sottile che sbragato su una poltrona indicato Pian dell'Olmo senza dire A né B, non sa nemmeno che cos'è Pian dell'Olmo, non ci sono le analisi, le vorrà fare successivamente, vi sembra normale che anche la fase delle analisi dopo aver indicato l'idoneità di un sito, come fai a dire un sito se non ci sono ancora le analisi per questo sito, ma non ci vogliono nemmeno le analisi per vedere un sito che ha dei vincoli ambientali, dei vincoli paesaggistici, archeologici, ci sono le abitazioni a pochi metri, c'è la falda acquifera, è un sito dove è una cava di tufo, ma voi sapete il tufo friabile e frammentato di questa cava, cioè non può essere un sito idoneo, non c'è argilla per centinaia di metri. I politici tolgono le mani. I sindaci, noi continueremo a manifestare ininterrottamente.
microfono, ti vogliono sentire! Sì, perché non le televisioni? Niente, un microfono, Enrico! E non pure a te, Microfono! Eccolo! Dei parlamentari dei vari gruppi che stanno sotto e stanno patrocinando questo accesso. Allora, siccome qui penso che la storia sia ancora lunga e non è che l'esito ci possa essere un esito definitivo nella nostra attesa, insieme a alcuni degli organizzatori, al senatore Pedica, adesso stavamo pensando di liberare la piazza, perché comunque noi abbiamo l'autorizzazione fino alle 14 dalla questura e anche gli autobus, i pullman erano vincolati un po' a questo orario. Quindi chi vuole rimanere può anche rimanere, però io lo dico, non è che ci può essere un esito a seguito di questo incontro definitivo per noi. Noi la cosa importante penso che abbiamo ottenuto oggi è questa grande manifestazione che ci ha dato la possibilità di vedere tutti i sindaci della Valle del Tevere e il presidente del 20° municipio a sostegno di una popolazione che ormai supera i 150-200.000 abitanti. L'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto questo accesso nei palazzi del potere. Nelle prossime ore, come voi sapete, ci saranno degli appuntamenti molto importanti. Domani c'è l'audizione in Commissione Ambiente della Regione Lazio, insieme è stata anche richiesta la presenza del commissario Sottile. Mi sembra che martedì, se non dico male, ci sarà il sopralluogo a Pian dell'Olmo della commissione bicamerale d'inchiesta presieduta dal presidente Pecorella, quindi stiamo mettendo insieme e il giorno dopo c'è l'audizione del commissario e anche dei tre scie. Siamo riusciti tutti insieme a far discutere in Consiglio regionale una mozione contro la scelta di Pian dell'Olmo, quindi questo andrà in discussione domani. Oggi c'è la conferenza dei capigruppo. Stiamo portando a casa un risultato alla volta, ma uno meglio dell'altro. È importante
la presenza anche domani in Consiglio regionale, sia per dare supporto ai nostri rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni in Commissione, che per far vedere che la Valle del Tevere vuole sentire con le proprie orecchie la discussione del Consiglio regionale. Quindi domani altro sforzo, vediamo chi può, alle 10 mi sembra che sia convocato, 10:30 è convocato. Adesso oggi pomeriggio, ma sempre in maniera ininterrotta, io vi dico andiamo al presidio, perché il presidio... Scusa Luca, dopo l'incontro con Sottile, stasera alle 5:30 c'è un incontro con Sottile. A via Colombo? Ci vediamo al presidio, perché ci L'importante è anche stasera la presenza al presidio per avere l'esito, sapere l'esito dell'incontro che sarà oggi pomeriggio insieme al senatore Pedica con il commissario Sottile e rappresentanti delle istituzioni, fra cui il nostro sindaco Miriano. Quindi dobbiamo resistere, resistere e resistere. È un grande sforzo, ma andiamo avanti.